Legno, foresta, filiera, futuro sostenibile. Questo è il titolo del convegno che chiude virtualmente la prima settimana nazionale del Confartigianato sull'energia e la sostenibilità negli appuntamenti del Veneto. Un appuntamento importante che ha voluto approfondire il tema delle foreste. Foreste che qui in Veneto, ma non solo qui in Veneto, sono state fortemente danneggiate esattamente 5 anni fa da Vaia. Adesso devono lavorare contro il bostrico, che è un parassita che ammazza gli alberi. Questo prevede un impegno da parte di tutti, le imprese artigiane in prima linea, ma soprattutto gli enti locali, la Regione del Veneto, il Ministero. Tutti assieme devono progettare e pensare nuovi scenari futuri, nuovi scenari che questo convegno ha cercato di delineare attraverso 2 tipi di filiere: la filiera del legno con l'energia, quindi l'utilizzo del cippato come fonte sostenibile per il riscaldamento e la corrente elettrica, e la filiera del legno, della foresta con il turismo. Bisogna poter valorizzare il bosco non solo come ambiente naturale, ma come ambiente da proteggere, sì, ma anche da valorizzare. Quindi deve essere un connubio di azione dell'uomo e di bellezza della natura. Su questi progetti la Confartigianato del Veneto ha presentato anche 3 esperienze specifiche di azioni già in atto, di filiere sostenibili, di progetti di utilizzo dell'energia, di progetti di turismo. Il Ministero nel suo intervento ha anche detto: serve assolutamente che la Regione del Veneto preveda un tavolo di filiera per la foresta, come il Ministero ha fatto a livello nazionale. Su questo si lavorerà nei prossimi tempi. In un certo senso Vaia e poi il bostrico ci hanno dato la sveglia, ci hanno fatto capire che proteggere le nostre foreste significa anche gestirle bene. E gestirle bene significa anche evidentemente produrre legno, che può avere un grande ruolo per l'alimentazione di una filiera che vede il Veneto in una prima posizione a livello internazionale. Sfortunatamente noi, anche per il Veneto, come per tutto il nostro paese, parliamo di sistema foresta-legno, ma questo concetto del sistema è un concetto astratto, teorico, e con questo convegno vogliamo renderlo operativo, cioè far capire che ci sono strade per collegare la foresta, le sue attività, la buona gestione, la selvicoltura naturalistica, di cui in Veneto abbiamo una lunghissima tradizione, con lo sviluppo della prima e della seconda lavorazione del legno. Professore, poi il Veneto ha una regione che si impegna molto nel mondo della foresta, dopo Vaia soprattutto, però ci sarebbe qualcosa che potrebbe fare di più? Beh, certamente sì. Allora, tra gli elementi che vorrei ricordare, almeno 3. Il primo, avere un approccio nella gestione delle politiche forestali che coinvolga attivamente e in maniera sistematica tutti i soggetti. Avere un tavolo di discussione, di riflessione sulle politiche forestali e un tavolo anche per concordare linee d'azione. La seconda, dobbiamo uscire da una logica emergenziale. Le competenze in campo forestale sono in capo all'assessorato che si occupa di genio civile e di protezione civile. E questo è comprensibile, soprattutto alla luce delle esperienze che abbiamo avuto appunto con Vaia e con il bostrico. Però dobbiamo uscire da questa logica di pensare le foreste come delle risorse da gestire nel breve periodo, in una logica emergenziale. Terzo, dobbiamo coinvolgere in questa nuova politica dell'offerta la proprietà pubblica. Utilizzando un riferimento a una vecchia immagine molto bella di Rossi Doria della polpa e dell'osso nel settore agricolo. Ecco, nel settore forestale la polpa, le foreste di una grande dimensione, tradizionalmente ben gestite, sono quelle di proprietà pubblica, in particolare comunali, e sono quelle delle regole, delle proprietà collettive. L'osso sono le piccole proprietà frammentate di montagna, spesso abbandonate. Ecco, un ruolo assolutamente trainante, da catalizzatore delle politiche di sviluppo, lo possono avere le grandi foreste.
le grandi proprietà. Ovviamente queste grandi proprietà devono essere aiutate a gestire le proprie foreste. C'è un'idea che si sta promuovendo in una fase iniziale, non un'idea nuova a dire il vero, ma è una ripresa di un'idea portata avanti nel passato anche in maniera molto efficace dalla Regione Veneta, che è quella dei consorzi forestali. Ecco, creiamo delle strutture tecniche di aiuto, di animazione della capacità nel territori locali di gestire correttamente le foreste, a partire dalla pianificazione, ma poi anche gestione in senso di diradamenti, tagli sanitari evidentemente adesso che fronteggiamo questo problema, e collegamento forte, continuo, basato su rapporti pluriennale, addirittura rapporti di concessione con le ditte boschive e le segherie delle foreste, perché non possiamo pensare che le nostre foreste possano essere gestite di fronte a urgenze come quelle del bostrico, che una volta attaccate le foreste ne distruggono il valore proprio finanziario nel giro di pochi mesi, con le procedure lunghissime della gestione delle aste, che da sole a volte richiedono un anno e anche più. Ecco, in quest'anno una foresta attaccata dal bostrico perde totalmente il proprio valore, da risorsa diviene danno e costo per la collettività, e mancata ovviamente opportunità di reddito per i proprietari comunali. L'accento su questo tema è fondamentale perché la filiera del legno deve essere sostenuta in questo momento. I problemi della foresta, che sono dovuti essenzialmente al cambiamento climatico e quindi la tempesta Vaia, poi il bostrico che ha letteralmente distrutto i nostri boschi, pone un tema fondamentale che è quello dell'approvvigionamento del legname e anche della qualità del legname, oltre che a una possibilità di nuovi mercati, nuove modalità di utilizzare il legno. E quindi da qui l'idea di questo importante convegno per informare da una parte su quella che è la situazione e dall'altra cercare di sensibilizzare le nostre imprese ad essere pronte a un cambiamento, perché quando cambia la materia prima e le condizioni non sono più le stesse, automaticamente deve cambiare l'approccio e il modo di lavorare e fare impresa. Avete chiamato a questo incontro il Ministero delle Foreste, avete chiamato la politica con un senatore, avete la Regione Veneto. Le proposte sono quelle di puntare su delle strade nuove. Le filiere del legno primario si può legare all'energia, si può legare al turismo. Certamente sì, ecco, è questo il cambiamento importante che deve essere attuato. Un approccio nuovo alla foresta e al legno, quindi non solo legno visto come materiale da produzione, ma anche nella stessa produzione idee innovative che verranno presentate nei casi e anche possibilità di utilizzo della foresta in modo diverso, quindi biomasse, filiera dell'energia che giustamente in questo momento è fondamentale per il discorso energetico e sostenibilità anche in questo campo, e poi paesaggio, turismo e quindi utilizzo della foresta in un modo nuovo che può essere un futuro anche per i territori, per le comunità e nuovi posti di lavoro. Quindi c'è tutto da reinventare e siamo qui proprio per lanciare uno stimolo importante, perché il processo deve iniziare ed è un processo anche di cambiamento culturale. Cambiamento culturale, ma non solo. Il governo ha approvato già una legge sulla montagna, sta per arrivare, manca poco, quindi diciamo che un quadro normativo nazionale ci sarà. Alla Regione voi invece però chiedete un grosso coordinamento, perché la filiera va affrontata tutti assieme, no? A spezzettati. Assolutamente sì, la necessità è proprio quella che ci sia un coordinamento tra tutti gli stakeholder, gli enti e le imprese, quindi pubblico e privato, perché abbiamo un interesse comune. L'obiettivo deve essere quello di sostenere la filiera del legno tutta, dalle imprese boschive alla prima lavorazione, che sappiamo purtroppo essere carente nel nostro paese, in Veneto in particolare. Noi ci soffermiamo su quello, ma il problema è nazionale, e poi a tutta la filiera, perché abbiamo veramente delle grandi opportunità legate proprio a un mercato interno che però oggi non è assolutamente esplorato, e quindi la necessità di partire dai comuni, dai piccoli comuni, le regole, alle province, regione e a livello nazionale. Nessuno è escluso. Mi sembra che i casi che si sono verificati, prima il Vaia
e poi il bostrico siano due elementi che ci hanno fatto riflettere e riflettere parecchio, perché ha messo proprio in difficoltà tutto il comparto del legno. Quindi da parte nostra è nata subito l'esigenza di organizzare questo convegno in modo tale di poter trovare le soluzioni a questo che è il problema. E quindi ci siamo mossi, naturalmente con i tempi dovuti, per poter arrivare a formare questo convegno in modo tale da poter trovare qualche soluzione ai problemi che purtroppo questi due handicap ci hanno prodotto. La filiera del legno è forte anche in Veneto, molto più forte nella produzione chiaramente piuttosto che nella parte primaria, però quali sono le difficoltà che state cercando di superare in questo momento? Beh, intanto le difficoltà che abbiamo in questo momento è il reperimento del materiale e questo è un argomento molto determinante, perché se non abbiamo il materiale lo dobbiamo acquistare dall'estero e acquistarlo dall'estero non lo troviamo al prezzo che troviamo qua in Italia. Primo perché anche sarebbe limitata la filiera all'interno del territorio e quindi non avremo più uno sviluppo sia economico e soprattutto territoriale e il sostegno alle nostre aziende. L'acquisto del materiale all'estero naturalmente ci comporta la possibilità di lavorare, sì, ma però non abbiamo la possibilità di uno sviluppo economico locale.